Hi havia un cop una fenna che aveva un figlio che era vissuto e a quell'epoca andavo a fare il Tour de France e come ero vissuto mai voglio paschiare adesso, io dicevo no pauri, gli hanno spazio, ho vissuto, servirò di tutti gli altri, ma mai vogliono fare un Tour de France, e beh, come vorrà. Il vaglietto in un fuasso che avevo coito e una pezzo di 40 sous e se ne è andata a Italia. Quando c'è camminato un po', ne troppo uno che dice un vai vissuto, mal appreso, mal onesto, potete dire camarado, un vas camarado, mi vuoi fare un Tour de France. E beh, ma io, fare un cammino insieme. Fare un cammino insieme e quando arriva l'ora di Napoli preso, dice, e beh, non scaldio più avanzato in villaggio per cupare la crusto. No, gli dice, se vuoi, io portino fuasso qui, solo meno abbiamo paura d'acqua. Gli dice, scusa, per bere te fai spazio, io porto so che caldo. Si immaginava che si fai gran causa. E quando ero 6, mangerò la fuasso e l'altra sortì la gurdetto, uno gurdetto. Die mi splapetita, che guardo un po' per tu, die no, vedrai, puoi bere. E mettete sul capo e mai beviò, mai ne abbiò, mai beviò, mai ne abbiò. Die mi schiaccio, no, che non guardo chi, se spazio in pieno per bere, e die. E infine, quando ero mangiato, ho vissuto dice, e un gioco di carte qui, vos che giocano? Te, e io la peso di 40 sous e giocare d'un la peso di 40 sous, me l'ha gurdetto. Si metto a giocare. L'ho vissuto, gagno la gurdetto. E l'altro gli arraccavo di la vaglia, infine, la vaglietta e se ne è andata. Me farò mai cammino insieme. Capo al suero, che si è corretto un po' mai, l'ho vissuto, e troppo un altro. E gli dice, un vai vissuto, mal appreso, mal onesto, potete dire camarado, e beh, un vas camarado. Mi vuoi fare il Tour de France? E beh, fare un cammino insieme, come vorrà. E quando arriva l'ora dal sopà, gli dice, non scaldio più sarà in villaggio, per mangiare chi con, per sopà, dormire in fuori perché fa poi freddo. E beh, gli dice, scusa, io porti per mangiare, mi manca che per bere, gli dice, scusa, io porti per bere, va, s'asceso a una bric e la cosa si mette a desplegare uno sirvetto e a chi dia tutto somen della parte di Dio, se ma sirvetto che ha tutto che cal per mangiare, a chi ha di tutto, ciò che si può mangiare. E per bere, gli fa passare la gurdetta, o gli dice splapetito, guarda, vuoi per tu, o gli dice no, bevo, e si mette a bere, e mai beviò, mai ne abbiò, mai beviò, mai ne abbiò. Infine, gli dice, ti uno crano gurdetto, e tu avevi uno sirvetto che, sai, aveva un piatto supato. A poi gli dice, scusa, in caro il bunuro, puoi giocare, se vuoi giocare, se tu guagni. Te vagliarei la gurdetto e se io gagni, mi vagliarei la sirvetto. Alla vez si mette a giocare, l'ho vissuto, gagno la sirvetto. L'altro era pas contento, si immaginava, ora fai la sirvetto, e l'ho vissuto la contento di giocare, per mangiare, per bere, sono tranquille. E se va. E se va. Dormia alla bella toile, e lo lendemain mattina si torna a mettere a camminare. Ne troppo uno. Allora aquel portava un rulleu de drap sulle schino de drap rouge. E gli dice, un vai vissuto, mal appreso, mal onesto, potete dire camarado, e un vas camarado. Vuoi fare un Tour de France, ma io. E vedi, a fare un cammino insieme. Gli dice chi porta splà de drap, perché era tutta cosa, dieta chi vedes, mai ne trasi, mai niente. E vedi, va plà. Me dieta tutta cosa, non scaldio plà, avanzato in villaggio per mangiare chi con.
Oi, ja t'escuto, porti per menjar i per beure. Te'n fagues pas, no es poden arrestar ni un número e veiràs, hi haurà el que cal. E allora se metto al numero, desplego la sirveto e tu solamente dis della parte di Dios e del sirveto che ha tutto il che cal per mangiare, a chi ha detto di tutto. E gli presento la curdetto per beure, gli dico, spaspla, no, ja beu, e mai bevió, mai ne avió. Alla vez, canta gero pladinat, gli dice, scuto, se vos, non cal repausar, Mirko, en atendent, podem jugar. Se metto a jugar, lo bussut i ganyo lo drap. Ui, que ero content, ja t'arròs per menjar, per beure, per te vestir, això es passa en pena. Més que l'altre ero basplà content, en fi, tant pis. A pell, se torno a mettere a fare un camí, e aquí per dir se separero, e lo bussut se n'anat sol. E quan d'acò ne trapo un que portava un gran capel, che aveva 3 caires. Puleu lo trapo e dice, un vai bussut. Oi, di mal appres, mal onesti. Podes fai dire camarado? Un vas camarado, me vuoi fare un tour de France, a Maglieu. E beh, gli dice la pelote che porto un capelnaut. Oi, dice, aquí veses, quan lo vidi d'un costat, ja l'ha fusigliato, te l'ha canonado e dell'altro l'ha mitragliato. Ui, Dio, che ci passa in pena. E per dir, fare un camí ensemble, gli dice a me tutta conosca, al dio placo, pa la crusto, gli dice, scuto, arresten-nos, can voldràs? E s'arrestero, a una brica aquí, e se mette lo bussut a desplegar la sirveto e dire della parte di Dios e del sirveto che ha tutto so che cal per mangiare. Ah, chi ha detto per mangiare. Dio, mi dices che hai un capel che va plà, mes che tu hai uno sirveto che va plà. E per beure gli fa, dici te, beu aquí, beu tant che voldràs. E hai m'avo de beure aquel gran Sant Jaime. Si mettet a beure, e, en fi, beguero, mangero, e a pell, i ja t'escuto, no cal jugar, se vos. Se me ganyos, te donaré la sirveto, lo drap, la gordeta, so que voldràs. Se metto a jugar, e lo da cos, i ganyo la gordeta. Torno a jugar, i ganyo lo drap. Torno a jugar, i ganyo la sirveta. Dar això he fotut, dia lo bussut. En se furen, encara trapella peso de 40 sous. Alla veci dice, scuto, me vas tu pres, tan val que me va prengues tot. Torno a jugar. I torno a jugar, ganyar la gordeta. Torno a ganyar la sirveta, torno a ganyar lo drap, e ganyar lo capel. Ja t'escuto, te va donar tot. Ve lo capel, te lo doni pas. E dia que més, così faràs. Ja te escuto, lo vos pai donar, e hai m'avo de beure, lo facio beure. L'altre cantege, però begut, s'endromiet. E quan veia que dormisce plà, lo bussut i sauta el capel, i pren lo capel. L'altre se revegliat, me lo capel era partit, i dia, taro avances pas, o te foti la mitragliata per sta luz. E alla ve lo bussut se n'anet. Calguè che se n'anès l'altre, e lo bussut avio lo capel, avio tot so che avio, per dir. Tu lo suer, entendet, una musica, chi con, de terrible. Tu lo monde che entendió che lo musica, callò che dancesso. E deia que a més, te calana vese un se trapo, e se n'anet, dan hi havia un buissú aquí, hi havia un home que jugava de l'acordeon, e per dir, dia, tu, més que saber jugar de l'acordeon, tu fas dansar tot el món, dia, tamai tu te farei dansar. E bé, parlero aquí en pau, e a pei cantagero prou parlat, parlero de menjar, e de beure, tu ho someme. E lo bussut despleguet la sirveto, e hi ha tot el que cal per menjar. Mangero, beguero, e a pei
nos caldeu pla juar. Se metteru a juar, lo bussut, gagnà l'acordeon, dietaro sos pas en peno. E se mettet alla plaça de l'altre a juar l'acordeon. E lo rei entendió tot lo monde danzava, tot lo monde d'acò. E lo rei diet, xes, ma che s'acò fa a cercar che l'home? Dia che me lo meno al castel. E lo meneru al rei. E lo rei i dia che fagiò d'aquel capel, i diet aquí, aquel capel, i a la canonada, la mitragliado e la fusigliado, veies tutis aquells albres aquí, tot acò engranat. E apoi aquell'acordeon per fare danzare, e apoi la sirvetto, la gurdetto, lo drap, e tutto. I diet a sa figlio, te cal te maridam a quell'home, perché gaccio, se vengono guerra, è una fortuna che l'uomo. Io papà lo vuole pasi vussut. Io te scuto, sabi Andrei che trasu ai vossos. E aquí lo menet hanno un grande stabilissement, e io aquí cal pas avere po. A mia jonei t'entendràs un gran bruit. Et te dirò, que viens-tu faire ici, petit vermisson de terre? Je viens pour me combattre avec vous autres. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7, qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, e caglio pas dire samedi. Se lo dice, c'è fotut. Enfin, i va. E per dir que han arribat aquí, era un gran establishment acò, tot escur, e din la neit enten un gran brut. Et une voix qui dit, que viens-tu faire ici, petit vermisson de terre? Je viens pour me combattre avec vous autres. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7, qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il ne pas dire mai. Et il dit, que faut-il faire à cet homme pour le récompenser? Lui enlever la bosse, et a me quiconque tranciavo, il tragheru aquello bosso, l'arrebatteru da la porta, e voilà, sortia d'aquí, san bosso. Ne trapo un altro in sortia e di me, ma sembra che te conosci tu. Ero spai vossu come io. E dici, sì, ma è venuto aquí, ma me la fai ritraere. E allora... E mi dice, di che hai fatto? E mi scuto, dentro qui, ma te capace di poco, perché intendràs un gran bruit din la neit. Et te demanderò, que viens-tu faire ici, petit vermisson de terre? Je viens pour me combattre avec vous autres. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7, qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais te cal pas dire mai. E per dir va, quand intret aquí, veget acò tot escur. Et entendait aquel voix qui disait, que viens-tu faire ici, petit vermisson de terre? Je viens pour me combattre avec vous autres. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7, qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Se trompette. Il dit, que faut-il faire à cet homme? Il faut le guillotiner, non. Il faut lui mettre la bosse de l'autre devant. Il sera bossu derrière, bossu devant. Il rebatteru la bossa de l'altre sur l'estomac, soit bossu davant e bossu darnier. Un cordonier che aveva un picciù e andava all'escola e diceva, a premplà all'escola, vedi, che ora hai bisogno di tirare le alzenos come io. E allora che il picciù per dire andava all'escola, a premplà, tanche da cose. E quando è il momento di quittare l'escola, e io avevo un paio, ma avevo la fatta a prendere e vedo che farei. Io tengo che spazio. Verás, io non fiero dal giorno, io non irene. Allora, qui abbiamo manato dei piccius che sono a di 14 anni, che io ho quittato la scuola. E io vamo su capanelli e dice, sapete leggere, sapete scrivere? Oui, sai leggere, sai scrivere. Io dice, scusa, potete fare per io. Quando era un paio di veses, mi avevo la fatta a prendere e mi serviva pas a reare perché
aquel museu m'ha luat e començava a llegir i a escriure vol pas me prene. Oh, vi dis t'inquieta pas, veràs, ja anirem a un altre. E se va un altre jour, un altre fiero. Aquí, enfim, ja tornava de pitjus que se luavo. Aquel museu, lo memes, se va cap a aquel pitjù i dis, te vuoi luar un home? Oui, me voli luar. Sabei llegir, sabes escriure. Oh no, jamais ho pas anat a l'escola, sai pas so che ni llegir ni escriure. E bé, va pla. Te prendrei. Se m'ha trempat son pare i dis, paure, me sou luat, me'n vou. E bé, vai ten. E aquel museu i dis, escuto, hi ha un gran castell dins un bosc, i dis, veges, aquí hi ha una biblioteca pleno de llibres. E hauràs pas que a lui fretar, a los entretene, e quan tornarei, me'n vou per 6 mesos, se sou content, e bé te ballarei un fai d'or e d'argent tant que ne podràs portar. E bé, ui museu, la farei. Ara bé, per dir, aquel pitjù expulsava lui llibres, mes que faig mai que lui fretar, lui legició. E quan lo patró tornè, va trobar talment en ordre, talment d'acord, que ja sou pla content de tu. Escuto, te vou ballar d'or e d'argent tant que ne podràs portar com t'hai promès. I ballo per dir un fai d'or e d'argent. Quan arriba al seu hostal i dis a son pare, oh, podei fotre aquells alzenos en l'aire, a més que porti, podem viure sans refaire. Ara veig, aquell home per dir, fai mai lo cordonyer, e se meto a fare buona vida, e fare per res. Solament que venguet, que lo pare diria te, sabe, la gent se fa bas, de què farem quan haurem finit? Oi, mon pare vos inquietes pas. Hi ha pas una fiera, leu? I dic, sí, hi ha una fiera a tal endret, e veia, veres. E alors, de què faguet? Se s'engès xaval, se metet xaval, un puli xaval. Me diria t'escutar, me vendrés, me reservai voi l'abrido, perché se donai l'abrido, podi pas tornar. Aquel home prena aquel xaval a la fiera, vei che tot lo mond agacciava aquel xaval, oi, che spulit aquel xaval. En fin, e justament, suet aquel museu che l'anè crompà. Aquel home dice, oh, savene bisogno dell'abrido, perché nei d'altri all'hostal, se vuoi del rengo passe, la guarda io, l'abrido rai, la potei guardare, guardare l'abrido, per dire. E aquel museu, abans de partir, dia te caldio farà lo xaval. E lo menet davant la forja, aquí, abbiamo anat de pitjus que l'agacciavo, e montet de naut per comandar lo mareixal. L'últim que montet de naut, lo xaval se met au cel e suet pilou a l'hostal que son paire. Quan son paire arribet a l'hostal, ui, diem, és que això s'estaleu aquí, ai, de vesès, ei pas estudiar per res. E, en fin, amb aquell argent, visquero qualque temps, i ja tornarem a fer so meme. Quan ja jat una fiera, lo tornem a anar a la fiera, lo xaval jo s'enjà de color, que. E justament, era lo meme museu que l'anava a crompar. I diet che lo voglio crompar, infine l'home me voglio guardare l'abrido, perché nei d'altri all'hostal, oh, se me vaglias poi l'abrido, vos crompi poi lo xaval. Ma fuà dia tampis, se debrugliarà. Pren l'argent e dai lo xaval a mai l'abrido. E lo museu se'n va menar lo xaval davant la forja e se'n va muntar de naut per dire al mareixal que vengués lo farrà. E aquí hi havia de pitjus. E i dis, lo xaval i dis, pitjus, destacaim-me, veres qui con. Oh, n'hi ha un que dis, aquel xaval parlo. Allora per dir, lo destaco, e lo da coi se met au cel, se'n va. E l'altre, lo patró che lo vegete per la finestra, se me goino e l'au cel anè davant la finestra chi d'un maiselo, che ero chi alla finestra, oh, gli dis papà, portai lo fusil, perché gli hanno goino chi hanno celua, chi che vol entrar, e gli hanno goino che lo vol tuar.
Alla per dire che l'uomo non era il fucile, la goina che invece il fucile se n'è netta. E anche il figlio ero contento di avere l'uccello metteva dentro una casa, chi parlava, lo caressava, lo sognava, ero contento morto. E un bel giorno, anche il figlio tombò malato. Lui mi decise, sapeva un paio di capire. Anche l'uomo ha attrappato il sorciere. E beh, gli disse, voi la guarirei, vostro figlio, ma buscami donare l'uccello che vedi in la gabbia. Oh, gli è paura me no, un po' di passo. Gli dice, poi donarei tu la gente che voldresti, ma l'uccello, ma figlio gli ten troppo di paio volevo donare. Oh, vi dice, un po' di paio la guarì. Quando arriva lo stallo, che l'uomo è mal curato, gli dice, paura, può pare fare che l'uomo dice che caldria che donasse l'uccello che ha in la gabbia. Oh, che lo figlio dice che a me è menù. E l'uccello che ventendio gli dice, sì, mi donaresti. Gli dice, ma che mi donaresti, mi dai saresti tombato. Allora, lo musù partì, va a dire, e bene, per cercare l'uccello. Allora, se lo trae dalla gabbia, crac, lo dai su tombato. E si mette gro di mil, l'altro si mette pulo per mangiare lo mil, e l'altro si mette Reinhardt, mangiare la pulo. E voilà, è finito. Cricat, non contesa acabat. Addio, buongiorno, siamo davanti vostro porto, voi venite mandare un po' di carità, d'un po' di pa, brave monsieur, me va refuser espace. Mais tais-toi donc, je comprends tes paroles, tu viens toujours autour de ma maison. Si je t'entends dans un instant encore, on va venir pour te mettre en prison. Hai entendu ce che venei de dire? Los uni nos aimas, los altri nos aimas pas. L'unten n'avei viscut, vostri fossis capitals, me can caldrà dintre din la pulsiero. Los quitarés aquelli grandis hostals, voi los caldrà quitar aquelli grandis hostals. J'ai entendu ce que tu viens de dire, car à la mort, moi je n'y pensais plus. Tous tes parents ont fait des luttes au monde, et tes enfants sont sauvés du trépas. Ah non, tu ne travailleras plus. Pour ton malheur, j'en serai toujours sévère. À tout ouvrier, j'ouvrirai ma maison.